la mano che mi stringe la gola, lascio andare la fune che mi unisce alla riva, il moschettone nella parete, l'orgoglio e la sete, lascio andare valigie e mobili antichi, le sentinelle armate in garitta, ogni mia cosa trafitta. Lascio andare il destino e tutti i miei attaccamenti, i diplomi appesi in salotto, il coltello tra i denti. Lascio andare mio padre e mia madre nelle loro paure, quella casa nella foresta è un amore che duri davvero. Per ogni tipo di viaggio meglio avere un bagaglio leggero. Stendo le vene, apro piano le mani, cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire, l'aria dal naso arriva ai polmoni, le palpitazioni tornano battiti, testa torna al suo peso normale, la salvezza non si controlla. Vince chi molla, vince chi molla. È molto emozionante suonare in un luogo come questo. Immagino che anche voi, insomma, i rintocchi della campana poco prima dell'inizio del concerto sono stati molto potenti, no? Da un punto di vista emotivo, già ricollocato in un luogo che ci precede, che precede le nostre emozioni, le nostre piccole storie, no? Rispetto a questi movimenti umani così potenti, così anche sconvolgenti. Quindi è inevitabile, credo che tutti noi siamo stati abbastanza colpiti da questo contesto. Infatti anche ringrazio la Fondazione della Campana dei Caduti che ci ha permesso di suonare, perché so che non è che avviene tanto spesso che un concerto di canzonette, insomma di musica pop, alberghi tra queste bandiere e queste campane. E, detto questo, non volendo lasciarvi con queste campane un po' in qualche modo dolenti, vorrei richiamare sul palco i miei amici meravigliosi, Matteo Giai, Gianni, Filippo Bonaia e Bianco, Roberto Bianco, che è un cantautore